Eraclea. Tragedia in spiaggia poco dopo mezzogiorno. Un turista tedesco ha perso la vita a causa probabilmente di un malore mentre stava per fare il bagno in un'area in cui l'acqua era ancora molto bassa. Immediato l'allarme lanciato dagli altri bagnanti. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118 con i sanitari che hanno cercato di rianimare l'uomo fino all'ultimo, ma senza successo. Jesolo. Sembravano veri agenti con tanto di distintivo, per questo un bengalese si è fermato al loro alt per un controllo. Ma poco dopo ha avuto qualche dubbio, decidendo di raccontare tutto ai veri agenti del commissariato di Via Aquileia, che in breve tempo hanno scoperto la truffa. Col bengalese sono tornati sul posto e hanno trovato la coppia che saliva in auto, li hanno fermati e chiesto patente e libretto. Alla richiesta di fornire la carta di circolazione, il passeggero, un catanese 43enne, ha risposto che si trovava nel baule, manifestando l'intenzione di prenderla, ma ha cercato di fuggire, venendo bloccato immediatamente. È risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso lo scorso giugno. Doveva scontare una pena di 11 mesi di reclusione per una lunga serie di truffe. È stato arrestato. Giussago. Durante un normale controllo al campo nomadi, i carabinieri hanno visto una 29enne che cercava di sottrarsi ai loro sguardi. Inevitabile è scattata l'identificazione e la giovane è stata riconosciuta per una cittadina croata pluripregiudicata, gravata da un ordine di carcerazione emesso pochi giorni prima dal Tribunale di Padova, perché è responsabile di diversi furti in abitazione commessi tra il 2008 e il 2011, quindi condannata a scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione. È stata arrestata e portata nel carcere di Venezia.